Rieccoci di nuovo assieme, abbiamo salito le scale di quella che è Villa Nani Loredan di Sant'Urbano. La scorsa puntata eravamo all'esterno della villa, adesso ci troviamo al primo piano, il piano nobile, sempre con Angela Pomaro, guida proprio della villa. Allora siamo nel luogo forse più significativo di Villa Nani Loredan. Esatto, un po' l'elemento, il luogo più prezioso. Che diciamo stupisce rispetto all'esterno che abbiamo potuto apprezzare in precedenza, piuttosto semplice, proprio per la ricchezza con cui è trattato. Abbiamo detto che ci troviamo nel piano nobile, quindi al primo piano, il piano più importante, quello dedicato poi all'ospitalità dei padroni di casa. Il piano nella sua planimetria ripete simmetricamente quella del piano terra, con un salone passante centrale sul quale si affaccia appunto la serliana che abbiamo citato precedentemente mentre annotavamo la facciata, che un po' ripercorre la struttura tipica del palazzo veneziano, anche del fondaco veneziano. Sui due lati del salone principale si affacciano 4 sale disposte simmetricamente. Come abbiamo notato, l'elemento della serliana non è presente sulla facciata posta sul retro, però all'interno, dove si vuole far notare la ricchezza della decorazione e l'importanza della famiglia, l'elemento viene riprodotto con la tecnica dell'affresco. In effetti possiamo notare che la decorazione è pur ricca di racconti, troviamo le stagioni, alcune figure mitologiche e la trattazione dell'elemento principale che è appunto il Ratto d'Europa, è tutto incorniciato da architetture e elementi decorativi realizzati con tecnica trompe-l'œil, cioè con una tecnica che riproduce affreschi, marmi e architetture, enfatizzando il chiaroscuro e quindi riproducendo il reale quasi come se esistesse realmente, come se fosse avesse profondità architettonica. Una firma tutto questo? Sì, la firma non è certa, però da molti studi che sono stati intrapresi prima da Luciana Crosato, che è stata la prima studiosa di questi affreschi e poi che sono stati ripercorsi anche successivamente, si ritiene che questi affreschi, quelli di tutte le sale, siano attribuibili alla scuola del Veronese, in particolare al figlio di questi, Carletto Cagliari, e ad altre maestranze della scuola. In particolare per la sala dei paesaggi, che vedremo più tardi, il nome di riferimento è quello di Alvise del Friso, che apparteneva sempre alla scuola, mentre di più difficile attribuzione sono le grottesche, che vedremo nelle due ultime sale. In questa sala invece che cosa viene raffigurato in particolare? Allora, questa sala è dominata anzitutto dalla raffigurazione del Ratto d'Europa, una rappresentazione di un evento mitologico particolarmente importante e caro a Venezia, per vari motivi, naturalmente tutti di origine simbolica. Infatti, secondo il mito, Europa sarebbe stata, dopo essersi unita a Zeus, la moglie del re di Creta, e dall'unione con Zeus sarebbero nati Minosse, Radamanto e Sarpedonte, i suoi 3 figli. Di questi in particolare la figura che ci interessa di più è quella di Minosse, in quanto Minosse rappresenta un saggio amministratore della giustizia, rappresenta l'imperatore, comunque il sovrano che aveva debellato i pirati dal Mediterraneo, e sono tutti valori in cui Venezia si riconosce, la Serenissima si riconosceva, grande padrona dei mari e saggia amministratrice della giustizia. Passata la soglia della primavera siamo all'interno della sala delle virtù cardinali. Sì, in effetti ci troviamo proprio nella sala delle virtù cardinali. Sulle 4 pareti sono rappresentate infatti la giustizia, che nell'allegoria rappresenta precisamente la Serenissima, infatti alle sue spalle sono presenti i 2 leoni di San Marco, per cui il riferimento è inequivocabile, rappresentata con la spada e la bilancia, anche se non è più perfettamente leggibile, ma insomma nei restauri si è riuscito a recuperare anche la visione di questi elementi. Poi si trovano la fortezza, che regge senza fatica una colonna spezzata, la prudenza, che si guarda alle spalle con uno specchio,
e sul retro, alle mie spalle, la temperanza che mesce il liquido di 2 brocche con grande tranquillità e serenità. Tutte queste figure particolarmente possenti sono racchiuse all'interno di cornici con un colonnato corinzio che sono sempre riprodotti secondo la tecnica del trompe-l'œil, e questo per non lasciare alcun centimetro libero dalla pittura. Siamo passati dalla sala delle virtù cardinali a quella dei paesaggi. Tra l'altro ci raccontavi dietro le quinte che questa era una sala più destinata al genere femminile, mentre l'altra al genere maschile. Perché? Sì, il simbolismo qui è meno acceso, anche se può essere richiamato un riferimento a Venezia attraverso la continua evocazione della presenza dell'acqua in questi dipinti. In ogni caso è un'ambientazione sicuramente più ariosa, una sala più distesa anche nel tipo di decorazione. Sono raffigurate scene di paesaggi che riproducono scene di vita quotidiana molto semplici, come una donna che lava i panni al fiume oppure una scena di amore pastorale. Anche questi però sono racchiusi all'interno di cornici che sembrano quasi delle finestre, quindi hanno l'effetto di dilatare lo spazio. Sulla terza facciata ovviamente il paesaggio è quello della campagna veneta vera e propria, in quanto non è presente alcun dipinto, essendo previsto uno spazio per un camino che su questo lato probabilmente era solo decorativo trattandosi della facciata, e lo sguardo dello spettatore si rivolge direttamente verso l'esterno. Ci siamo accomodate in questa che viene definita la sala delle grottesche. Che cosa significa? Sì, questa è la prima delle 2 sale che vengono decorate a grottesche, un tipo di decorazione anche questo molto in voga nel 1500 e si origina in seguito alla scoperta della Domus Aurea di Nerone. Il termine grottesca in effetti richiama quello di grotta. La Domus Aurea in effetti, come molti monumenti della romanità, vengono scoperti anche in seguito a sprofondamenti del terreno, infatti sono spesso a causa di cedimenti, sono spesso stati interrati o coperti. La scoperta poco prima del 1500 della Domus Aurea in effetti apre questo nuovo gusto anche alla nobiltà veneziana, che si richiamava ai principi della classicità e che quindi cercava di fare propri un po' tutti gli spunti della latinità. Si tratta di un tipo di decorazione che è fortemente simbolico, perché ripropone elementi anche piuttosto oscuri nel significato, come figure mitologiche, centauri alati, richiami alla fertilità nei busti femminili che si possono riconoscere, e li unisce ad elementi invece tipicamente naturalistici, animali, in questo caso anche il leone di San Marco, ma anche animali piuttosto semplici come le serpi, i conigli, animali insomma tipici del territorio in cui la decorazione viene inserita. In effetti la libertà e la fantasia del rappresentatore della grottesca viene fuori proprio in questo tipo di raffigurazioni. Un elemento di particolarità di questa stanza è rappresentato da un rettangolo scuro lasciato volutamente scuro nella parte alta di una delle pareti di qualche centimetro, diciamo, che lascia perlomeno intuire lo stato degli affreschi quando sono stati restaurati per la prima volta nel 1964, quindi successivamente all'acquisto da parte dell'Ente delle Vie Venete di questo bene.
Ultima stanza collegata al salone centrale, siamo sempre in tema grottesche con tra l'altro un soggetto un po' particolare che dicevi forse è stato realizzato successivamente. Sì, ci troviamo in una stanza che ripercorre il tipo di decorazione visto in quella precedente, ma gli elementi di particolarità di questa stanza sono altri. Anzitutto il soffitto molto più basso rispetto alle altre sale, le altre infatti sono da ritenersi più precisamente le sale di rappresentanza della villa, questa probabilmente era una stanza da letto, comunque una stanza più dedicata alla vera e propria vita quotidiana della famiglia, non aperta agli ospiti molto probabilmente. Lo si intuisce da vari elementi, non solo per il soffitto molto basso, ma anche per una porta d'accesso alle nostre spalle che dava direttamente la possibilità di accesso alle scale e quindi all'uscita dalla villa o comunque ai piani superiori di servizio. Altri elementi di pregio della stanza che non si riscontrano nei precedenti saloni sono le travi decorate, interamente decorate, che sono anche queste state oggetto di restauro, e una porta decorata che adesso dà accesso a uno sgabuzzino, poteva essere anche questo un locale di servizio. Sicuramente la porta è di un periodo successivo, ma comunque piuttosto antica. L'elemento che citavi poco fa è quello particolare, quello di una decorazione di tono cristiano. Si tratta infatti di una Madonna con bambino che viene inserita anche un po' goffamente all'interno della decorazione grottesca, se vogliamo, anche perché il tema religioso non si abbina così bene al tema piuttosto pagano della grottesca, che è sicuramente di realizzazione successiva, quindi della seconda metà del 1600 molto probabilmente. Abbiamo concluso il nostro percorso, la nostra visita a Villa Nani Loredana Sant'Urbano. Ringraziamo naturalmente Angela per averci accompagnato in questo percorso. Ci ha raggiunto anche il vice sindaco del comune di Sant'Urbano, Carmen Romanato, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità. Una villa importante per un piccolo comune come quello di Sant'Urbano, una villa da visitare. Certo, allora io intanto saluto tutti i telespettatori. Ringrazio Telechiara per questa visita, ringrazio la Regione per avere appunto permesso questo, ringrazio in particolare Angela che è stata preziosissima in questa guida. Ecco, l'appuntamento che io do a tutti è a venire a vedere questo piccolo gioiello, purtroppo non sempre usato al meglio. Io mi auguro, noi siamo una nuova amministrazione da poco insediati, ecco l'idea è di aprirlo, farlo conoscere soprattutto ai giovani. Bene, allora ringraziamo il vice sindaco, ringraziamo Angela, quindi sentiremo parlare di Villa Nani Loredan probabilmente ancora e molto di più come si merita. Ci fermiamo con questo percorso, ci ritroviamo alle prossime puntate.